Eccoci qua, siamo nel Mulino di Basandella, è il centro visite che in questo momento sta andando in voga in tutta la regione, un centro visite veramente fatto bene. Allora, caro sindaco Erika Furlani, Campoformido, a fiore all'occhiello questo. E qua dobbiamo ringraziare il vice sindaco Cristiano Che dopo Romanini, sentiremo. che si è dedicato veramente tantissimo per questo mulino, perché quando nel 2019 abbiamo vinto le elezioni e siamo arrivati noi a Campoformido, veniva utilizzato solo saltuariamente per qualche presentazione, per qualche evento sporadico. Abbiamo pensato, lui in particolare ha pensato come fare per rivitalizzare questa struttura, che era una struttura favolosa, perché come avete visto dalle immagini, Fate già degli investimenti, avete fatto ulteriori investimenti? Abbiamo fatto ulteriori investimenti, sì, perché c'erano delle cose da sistemare e comunque tutto l'arredamento che avete visto è stato comprato di nuovo da questa amministrazione. Quindi attualmente è un mulino che ha avuto fino ad ora, aperto a maggio, 1600 visite, quindi un record felici. Insomma Non molto, abbiamo dei molto parametri, importante. nel senso che non possiamo dire sono tantissime, sono poche, perché non era mai stato aperto. Però sta creando molto interesse, questo è innegabile, insomma. La cosa sindaco. che mi fa più piacere è quella delle visite delle scolaresche, perché sono venuti anche da Udine, è comodo perché con l'autobus numero 3 possono arrivare qui a Basaldella, e quindi possono venire anche da Udine, e alcune scolaresche sono venute proprio a visitare questo mulino. Secondo me i ragazzi è giusto che sappiano com'era il lavoro, quindi la macinatura della farina, tutte queste attività, che vedano cosa sono i prati stabili, perché noi abbiamo un piano dedicato ai prati stabili e ne abbiamo tantissimi noi a Campoformido, e che sappiano anche, lo sanno già perché le api sono importantissime, ma ovviamente che abbiano la possibilità di vedere dal vivo quello che le api fanno e col loro lavoro. Bene, grazie. Adesso cerchiamo il vice sindaco Cristiano Romanini, che è un po' il deus ex machina di questa idea. Sì. Bene, grazie sindaco. Allora, Cristiano Romanini, vice sindaco di Campoformido, e mi pare molto attivo sul tema del Mulino di Basandella, anche in altri temi perché io ti seguo, però il Mulino di Basandella diciamo che è una creatura che tu hai voluto, perché il sindaco ci ha detto così. Investimenti importanti, ma anche soddisfazioni importanti. Sì, a onor del vero è stato il risultato di una sinergia che vede diversi enti e soggetti coinvolti, dai professionisti al personale dell'ufficio, ai colleghi di giunta, di consiglio. Che hanno collaborato tutti, ecco, in sì, sostanza. Sì. Sì. La forza sta proprio nell'aver bussato a diverse porte e aver ottenuto l'appoggio dalla Regione, dal Museo Friulano di Storia Naturale, il Consorzio degli Apicoltori, anche Promotorismo FVG, Cultura Nuova, il progetto integrato dei 4 comuni, l'Università degli Studi di Udine. È subito parso interessante un po' a tutti, perché questo è il problema, no? Che è stato superato immediatamente, perché la chiave secondo me è aver voluto valorizzare un patrimonio storico della comunità, restituendolo vivo alla comunità stessa, in modo da valorizzare un sito come quello del Mulino in Basaldella, che ha rappresentato nei secoli un punto di riferimento. Qui sono 3 piani, no? Sì. Allora descrivici in maniera molto veloce, ma comunque completa, come sai fare tu. 3 sono i piani, 3 sono i temi. Entrando si vede il mulino restaurato è attivo perché è funzionante, potrebbe anche fare farina, ma è una scelta, lo attiviamo solo a scopo dimostrativo. Sì. Poi, sempre al primo piano, parliamo ovviamente delle acque, la roggia di Udine, il Como e ovviamente il parco. Al primo piano abbiamo il cuore del mulino e dell'edificio, e quindi il cuore del progetto, perché questa idea di centro visite nasce per la valorizzazione del prato stabile. All'ultimo piano, dove siamo adesso, abbiamo voluto dedicare al tema del comune amico delle api questa sala, che viene utilizzata
anche come aula didattica, aula conferenze, dove abbiamo presentato dei libri, fatto degli show cooking e intendiamo continuare ad ospitare altri eventi. Ecco, questo è un luogo aperto a tutti, alle scolaresche, ma potrebbe essere aperto anche, non so, alle università della terza età, oppure anche ai curiosi, Ai gruppi organizzati che cercano di capire che cosa succede adesso, per esempio sulle api, ma capire anche la storia del mulino. Insomma, un punto storico ambientale che secondo me avrà molto futuro. Il visitatore può scegliere di fare il percorso in autonomia, utilizzando i touchscreen e fruendo dei contenuti multimediali, anche la pannellatura illustrativa che ci è stata donata dal Consorzio degli Apicoltori. Ma abbiamo voluto investire anche sul fattore umano, affidando la gestione a 3 guide che si alternano, Laura Fagioli, Pierino Picco e Susanna Bernardis, che accolgono i visitatori sabato e domenica durante l'orario di apertura, 10, 12, 15, 18 ogni settimana, oppure su appuntamento gruppi organizzati e scolareschi possono prenotare sempre gratuitamente una visita infrasettimanale dedicata. Insomma, la comodità è garantita, questo è. Allora, il prossimo evento per chiudere l'intervento, stiamo quale programmando, le ultime sono state delle presentazioni letterarie, stiamo organizzando una conferenza sempre a tema ambientale. Non svelo perché stiamo in questo. Vabbè, comunque insomma l'attività è sempre piena e quindi quando uno arriva qui sa la continuità e comunque si trova, come si dice in Furlan, un buon sta. Questo è il nostro auspicio perché riteniamo che questo luogo debba continuare a vivere. Grazie Cristian e alla prossima. Grazie a voi.